Start da Ronco, destinazione il rifugio Tagliaferri, forse. Il sentiero inizia qui. Sentiero 413. Mi raccomando, ogni volta che venite in montagna con il vostro cagnolino è consigliabile, anzi per legge obbligatorio, tenerlo al guinzaglio. Giusto? Palafitta. Tre ore e mezza da qua. Si prosegue per Tornantini. Fine del bosco. Là in alto il rifugio. Baita Venano di sopra. Si ricomincia a salire. Si prosegue sempre per Tornantini. Qui seguiamo sempre i Tornantini. Evitiamo le scorciatoie e proseguiamo sempre per i tornanti. Ci abbassiamo per superare la neve. Infinita serie di tornantini. In fondo il rifugio. Superato il tratto infido, adesso proseguiamo verso il rifugio.
Attenzione anche a questo tratto. Quasi arrivati. Attenzione a questo tratto. Quasi arrivati al rifugio. Altro tratto con catene. 10 minuti, Barbara. Attenti, a un tratto un pochino esposto. Ormai, Barbara, niente ti può fermare dall'arrivare al rifugio Tagliaferri. Scendiamo. Infine arrivati al rifugio Tagliaferri, grande Barbara. E dopo 4 ore e 35 minuti eccoci arrivati al rifugio Tagliaferri. E vai. Grande, grande. Aspetta, avevo sulla maglietta arancione. Wow. E allora, signorina Babi, cosa ne pensi di questa escursione a rifugio Tagliaferri? Beh, è un'escursione che possiamo chiamarla felicemente faticosa, perché è lunghissima, quindi bisogna avere molta resistenza. Ci abbiamo impiegato 4 ore e 35 minuti per venire su. Non ha tratti, come dire, molto ripidi, perché è costante, ma bisogna stare attenti, diciamo, all'ultima mezz'ora, agli ultimi 35 minuti, dove ci sono delle zone un po' impervie. Infatti ci sono le catene per tenersi, ma nulla di pericoloso, perché non va a strapiombo. Bisogna solo prestare attenzione, come sempre. Insomma, arrivati su c'è un bellissimo panorama, il rifugio è veramente molto bello, i signori che lo gestiscono gentilissimi, infatti abbiamo pranzato qui, ci siamo riposati ed ora dobbiamo ripartire per un'altra lunga camminata, comunque sempre prestando molta attenzione anche in discesa, perché l'escursione non è ancora finita. Mandi! Rientriamo dallo stesso percorso d'andata. Tratto con catene. Andiamo a sinistra. Tieniti sempre la catena. Grande. Ecco il tratto con le catene. Concentrata, eh. Grande. Buon tratto con le catene passato, adesso manca solo la cascata. Ecco l'unico tratto veramente un po' delicato, la cascata. Senti i piedi. Attenzione a questo tratto con la neve. Risaliamo. Continuiamo. Baita Venano di sopra. Eccoci all'intaglio. Ed eccoci arrivati alla Baita Venano di sotto. Da qui si prosegue verso il bosco e rientriamo a Ronco. Brava Barbara, anche stavolta ce l'hai fatta. E vai!